La corsa a 4 per il comune di Vittorio Veneto si è trasformata in extremis a 5, depositata questa mattina la lista che candida per Grande Nord il medico Valerio Patterle, che si insinua così in una sfida che nel principale centro della Marca al voto vede in pista come successore del Dem Roberto Tonon il candidato di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Due Civiche Antonio Toni Miatto. Marco Dussi in corsa per Partito Democratico e Due Civiche, Alessandro De Bastiani di Partecipare Vittorio e Rinascita Civica e Michele Toffoli di Forza Vittorio e Città in Movimento. Giochi da tempo fatti a Paese, dove Katia Uberti, candidata di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Una Civica, tenterà di raccogliere l'eredità di Francesco Pietrobon, leghista, sfidando il compagno di maggioranza Martino De Marchi, sostenuto da ben 3 civiche, e Rosella Lorenzetto, volto storico del centro-sinistra, candidata di PD e anche lei di Due Civiche. A Mogliano Veneto l'uscente di centrosinistra Carola Arena tenta il bis sostenuta da 4 liste. Contro Davide Bortolato, candidato del centrodestra unito e di 2 formazioni civiche, e la 5 Stelle Roberta Longhin. Chiude il quartetto dei comuni sopra i 15.000 abitanti, che potrebbero quindi andare al ballottaggio il 9 giugno, Preganziol, dove un altro sindaco uscente di centrosinistra, Paolo Galeano, si ricandida con PD e Due Civiche e se la vedrà con Valeria Salvati, candidata di Lega e 3 Civiche, e Cristian Badin, rappresentante invece di Preganziol Viva.